Origliette, o come si chiamano in alcuni paesi, trizzas, sono un dolce sardo tipico del Carnevale della Gallura. Per realizzarle ci serviranno 300 g di farina, 50 g di strutto, 3 uova, un pizzico di sale e acqua quanto basta per amalgamare il tutto ed impastare. Per la finitura utilizzeremo la scorza di 2 arance biologiche, del miele preferibilmente di corbezzolo, ma va benissimo anche un millefiori, e per friggere utilizzeremo un mix di olio di semi e olio d'oliva, con la percentuale al 50%. Intanto cerchiamo di non disturbare lui che dorme. Iniziamo. In una boule abbastanza capiente andiamo a inserire la nostra farina, lo strutto, un pizzico di sale, le 3 uova e quindi iniziamo a lavorare. Eventualmente poi aggiungeremo l'acqua quanto basterà per ottenere un impasto perfetto. Lavoriamo con le mani. Aggiungiamo un po' d'acqua e continuiamo a lavorare. Eventualmente, quando diventerà troppo scomodo, passeremo alla spianatoia. A questo punto al piano di lavoro. Mettiamo un po' di farina e quindi lavoriamo fino ad avere un composto liscio ed omogeneo. Per il momento è un po' appiccicoso, ma ci vuole veramente poco per renderlo perfetto. Sta già prendendo consistenza, ed è praticamente perfetta. Basteranno 5-10 minuti di lavorazione. Appena 5 minuti di lavorazione, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Vedete? La pasta è ben amalgamata, è liscia ed è pronta. Quindi andiamo a coprirla con una pellicola trasparente, la lasciamo riposare 20 minuti e quindi andremo a tirare le sfoglie. Intanto, mentre la nostra pasta riposa, andiamo a ricavare la scorza dell'arancia con un pelapatate. In questo caso ho cercato di prendere la parte bianca il meno possibile perché darebbe un sapore amaro e quindi riduciamo questa scorza in listarelle sottili, così. Dopo qualche minuto avremo ottenuto questo. Sono stupendi e saranno perfetti con il nostro miele. Quindi a questo punto ci trasferiamo sul nostro tavolo di lavoro, procuriamo un mattarello, una rotella per tagliare la pasta, un vassoio pulito con della carta forno. Iniziamo a prelevare dei pezzi di pasta, quindi tiriamo delle sfoglie e realizziamo i nostri dolcetti. Quindi riavvolgiamo la pasta aiutiamoci con un po' di farina per evitare che si attacchi, anche se è probabile che non lo faccia perché è una pasta molto grassa. E iniziamo a tirare la sfoglia, che deve essere abbastanza sottile. Volendo potete utilizzare anche una sfogliatrice in questo momento. Abbiamo delle forme di circa 2 cm di larghezza per 25 cm di lunghezza
in questo modo. Quindi avvolgiamo su se stessa, formando una sorta di rotolino, ecco qui, e stringiamo i lati, 1 e 2, ecco qua, e mettiamo da parte, e così fino a terminare tutta la nostra pasta. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Come vedete non c'è bisogno di una precisione massima, alcuni li ho fatti anche un po' più piccoli, alcuni un po' più grossi, ma è un effetto che comunque regala artigianalità. Se vi interessa, con lo stesso impasto potete realizzare anche delle chiacchiere o dei nidi di rondine. Tirando la pasta leggermente più spessa e facendo questo classico taglio al centro, abbiamo ottenuto anche le chiacchiere. Questi sono i nidi di rondine, sono un'altra varietà di questi dolcetti di carnevale. E adesso andremo a scaldare l'olio e quindi andiamo in frittura. Il 50% di olio d'oliva e il 50% di olio di semi speciale per frittura, e quindi portiamo a una temperatura di circa 160-170 gradi. Facciamo una prova a stecchino se non abbiamo un termometro digitale. Andiamo quindi in cottura. Terminata la cottura, ecco a voi le nostre origliette. Sono veramente bellissime. Non ci rimane che scaldare il miele, aggiungere la scorza dell'arancia e decorare. Mentre per quanto riguarda i nostri nidi, abbiamo ottenuto una cottura molto simile, ma andremo a decorare con lo zucchero a velo. Andiamo a cuocere le nostre chiacchiere. Anche queste stanno venendo veramente bene. Fatta la frittura, ecco a voi le nostre chiacchiere. Anche queste andremo a decorarle con dello semplice zucchero a velo. Andiamo quindi a scaldare il nostro miele con la fiamma molto bassa e aggiungiamo un goccio d'acqua, l'equivalente di un cucchiaio. Quindi una volta che sarà ben sciolto andremo ad aggiungere la scorza e tufferemo qui dentro i nostri dolcetti. Ora che il miele è perfettamente sciolto, andiamo ad aggiungere la scorza della nostra arancia. Mescoliamo per bene e quindi iniziamo a tuffare dentro i nostri dolcetti. Così sarà perfettamente aromatizzato l'arancia. Tenendo la fiamma sempre molto bassa, andiamo a ricoprire i nostri dolcetti da tutte le parti con il miele, con pazienza e aiutandoci con delle forchette magari. Continuiamo così fino ad aver ricoperto tutti i nostri dolci. Qui le nostre origliette ricoperte con il miele. Poi alla fine ho cambiato idea e ho realizzato anche i nidi di rondine con il miele, perché secondo me sono troppo più bellini. Non ci rimane che lasciarli raffreddare e quindi andare ad assaggiare. Le chiacchiere chiaramente saranno ricoperte unicamente con lo zucchero a velo. Così, con un unico impasto, abbiamo ottenuto questa meraviglia. Dei piccoli nidi, le nostre origliette e le nostre chiacchiere. Sono deliziosi e fragranti, non vi rimane che assaggiare. E tutto questo senza disturbare lui. Buon appetito!